Ben ritrovati a una nuova puntata dello speciale di Verona Network dedicato alle elezioni regionali del Veneto del 2025. Si vota il 23 e 24 novembre. Oggi in studio il consigliere regionale uscente Stefano Casali. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Stefano Casali, consigliere uscente, appunto, qual è il percorso politico che l'ha portata ad arrivare in regione negli scorsi anni? Ma allora è un percorso abbastanza lungo, nel senso io ho 51 anni, ho cominciato a fare politica al liceo classico Scipione Maffei con un gruppo di amici che avevano degli ideali comuni e lavorando, correndo e portando avanti le nostre idee ho avuto l'opportunità, sempre con le preferenze dei cittadini, di essere consigliere comunale a Verona, assessore a Verona, vice sindaco a Verona e poi di essere stato eletto in regione per 2 volte. Quindi diciamo è una storia che parte da lontano e che però ha delle radici profonde. E quali sono quindi anche le motivazioni per riproporsi di nuovo in regione? Ma le motivazioni sono che oggi come Fratelli d'Italia abbiamo veramente l'opportunità con la nostra leader Giorgia Meloni, che ripeto sempre è un'assoluta fuoriclasse, di incidere ancora di più sulla nostra regione per quelle nostre idee, quei nostri valori, quei nostri progetti politici che oggi sono così apprezzati dai veneti. Fratelli d'Italia, guardando gli ultimi risultati elettorali, tipo le europee di un anno e poco più fa, si è assolutamente cristallizzato come il primo partito del Veneto. Quindi noi abbiamo avuto in questi ultimi anni un grande exploit politico e vogliamo assolutamente provare a concretizzare quei progetti che piacciono agli elettori, che piacciono ai cittadini e che i cittadini vogliono che noi proviamo a realizzare in tema di sicurezza, di aumento dei servizi sanitari regionali. Oggi la sanità del Veneto bisogna sempre migliorarla perché sulla sanità non si scherza, però vengono da tutte le regioni d'Italia per la qualità del servizio, anche se va incentivata e migliorata perché, ripeto, su sociale e sanità non si può scherzare, e anche altri temi importanti, ideali e ideologici che secondo me la gente veneta vuole vedere chiaramente rappresentati in Consiglio regionale. Ecco, a proposito di ideali, appunto la sua storia politica, lo diceva lei, è piuttosto lunga. Fratelli d'Italia alla fine è il partito più giovane fra quelli di governo oggi in Italia. Cosa è secondo lei appunto il valore di Fratelli d'Italia che può dare in più? Quali sono i valori da portare ai cittadini? Ma io credo che Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni sia quel partito che concretamente, senza voli pindarici, senza stupidaggine, guarda esattamente quelli che sono i problemi e le esigenze dei cittadini. Noi vediamo che una certa sinistra si preoccupa solo di temi lontanissimi dalle reali esigenze dei cittadini. Basta leggere i giornali, è tutto iper ideologizzato, iper legato a tematiche antiche. Se qualcuno non la pensa come loro, si è tacciati di essere dei totalitaristi. Tutte cose sepolte dalla storia e lontanissime dal quotidiano, mentre con Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, guarda i problemi esatti e le tematiche che i cittadini vogliono risolvere. E questa secondo me è la nostra forza, cioè la concretezza e non, diciamo, l'ideologia astrusa che una certa sinistra, perdendo tempo rispetto a cercare soluzione dei problemi, continua a teorizzare. Un altro politico spesso elogiato per il suo pragmatismo è Luca Zaia. La sua epoca in Veneto si chiude, 15 anni alla guida della regione. Cosa le è piaciuto di questi 15 anni e cosa meno invece? Ma io credo che Luca Zaia abbia fatto il suo dovere al massimo delle sue possibilità, con grande presenza e con grande attenzione. Quindi io sono contento di aver amministrato con lui, pure in un partito diverso che è appunto Fratelli d'Italia. Oggi si apre, ripeto, una nuova era in cui Fratelli d'Italia avrà, diciamo, scusate il termine di gergo, il boccino in mano per cercare di proporre e concretizzare il programma elettorale che ad oggi trova la fiducia di gran parte dei cittadini. Se devo solo dire un qualcosa da veronese, da scaligero,
Ecco, Zaia è stato sicuramente attento a tutto il territorio, ma con il suo cuore a Treviso, che Treviso insomma è una provincia un po' lontana dall'ovest del Veneto, casa nostra. Io credo che la regione debba essere un po' più attenta alle esigenze del Veneto occidentale, della nostra provincia, del nostro bacino politico e territoriale molto importante, ricco di tutto, di aziende, di storia, di turismo, e quindi insomma tutte deleghe della regione. Ecco, diciamo, cerchiamo di spostare con queste elezioni un po' di più il baricentro verso il Veneto occidentale. Il Veneto orientale ha già avuto molto. Autonomia, la grande battaglia di Zaia è partita sicuramente, ma sicuramente non è arrivata, o quantomeno per ora non è arrivata l'autonomia proposta da Zaia. Lei che di lavoro, insomma, di legge ne sa, qual è secondo lei la fine che farà questo iter? È un peccato. Io ho votato l'autonomia, sono un convintissimo autonomista. Io credo che la forza della nostra nazione sia quella di valorizzare le singole autonomie locali e regionali. Tenete conto che tra Vipiteno e la Sicilia c'è quella distanza, se la mettiamo a nord, dove passano quattro stati, quindi per dire le diversità. E noi come regioni dobbiamo valorizzare all'interno dell'unità nazionale queste cose. E questo darebbe un grande slancio economico e anche, diciamo, di benessere territoriale per tutte le regioni. Quindi io, per il mio piccolo e per il mio impegno, cercherò in tutti i modi di portare a termine il progetto dell'autonomia, che si è arenato. Sapevamo che era una battaglia molto complicata. Abbiamo voluto all'epoca fare un referendum proprio per cristallizzare che i veneti volevano l'autonomia, e ripeto, tantissimi elettori di Fratelli d'Italia vogliono l'autonomia all'interno di una forte unità nazionale, e quindi è un percorso che io sento il dovere di sviluppare e di perseguire fino a quando non si otterrà. Quali temi, se fosse di nuovo appunto votato dai cittadini, se le dessero di nuovo fiducia, quali sono i temi che vuole portare in Consiglio regionale, su cui vorrebbe impegnarsi? Ma allora, un tema per me principale è la sicurezza. Faccio un esempio per tutti. Noi stiamo discutendo una legge sulla polizia locale per dare ancora più poteri agli ex vigili urbani, per intenderci, che oggi è polizia locale, che dipende nelle macro regole dalla regione, perché sia sempre più parificata alla Polizia di Stato e ai Carabinieri. Una legge che stiamo portando avanti, dove c'era anche un mio contributo, adesso è finita la legislatura, è quella ad esempio di fornire anche alla Polizia locale, previo un corso di preparazione, il taser, che è quello strumento che permette di contrastare aggressioni violente non con le pistole, non con altri mezzi, ma con una scossa elettrica. Questo renderebbe più sicuri gli interventi e anche più efficaci. Pensiamo a una poliziotta locale che si trova di fronte a un energumeno di 2 metri per 110 kg. Avendo questo mezzo può intervenire efficacemente senza usare mezzi più invasivi e diciamo anche pericolosi e dagli effetti magari letali, e anche garantendo un servizio, perché se no non si potrebbe garantire. Ecco, quindi per dire, questo è una piccola cosa che potrebbe andare incontro concretamente all'efficacia dell'azione della polizia locale. A proposito di sicurezza, veniamo a Verona, appunto la nostra città, il nostro territorio, di cui diceva è a volte un po' dimenticato in Veneto. Sul tema della sicurezza lei in passato insomma ha criticato molto. Cosa potrebbe servire di più? Perché ovviamente l'amministrazione comunale dice certo servono fondi e forze dell'ordine da livello statale. Allora, questa è una vera e propria scusa. I poliziotti locali del comune di Verona, del capoluogo, quando ero io vice sindaco, mi pare che fossero 400 unità. Allora, cominciamo a dotarli dei mezzi necessari perché sia efficace il loro agire, il loro intervento. Non facciamogli fare gli amministratori, ma i poliziotti, cosa che la legge per la polizia locale può consentire. Vi faccio un solo esempio. Il pronto intervento della polizia locale, cioè quelli che deve intervenire di fronte a un problema imminente, come dicevo prima, a Verona non hanno il taser. Ce l'hanno comuni da 7-8 mila abitanti, la polizia locale dei comuni, e per una scelta amministrativa, perché se no ce l'avrebbero già, teniamo conto che la giunta Tommasi è quasi da
3 anni e mezzo a governare la città, non ha dotato di questo strumento indispensabile nessun poliziotto locale. Ecco, questo è un esempio concreto di come si potrebbe incentivare la sicurezza degli operatori di pubblica sicurezza e dei cittadini che chiedono aiuto. Restiamo a Verona, ma torniamo ai temi più politici. Qualche giorno fa il segretario della Forza Italia ha lanciato Verona come contropartita, possiamo dire, per Forza Italia nel 2027, cioè il candidato sindaco del centrodestra. Ovviamente il coordinatore regionale del partito è Flavio Tosi, già sindaco di Verona. Lei è stato anche vice sindaco nella sua giunta. Potrebbe essere la figura giusta? È un passo più lungo della gamba da parte di Tajani? Allora, prima di tutto, mai più il centrodestra diviso. Il centrodestra diviso ha creato, purtroppo, perché l'abbiamo creata noi, la vittoria del centro-sinistra a Verona, i cui nefasti risultati in tema di viabilità, di decoro urbano, di sicurezza, di gestione territoriale sono sotto gli occhi di tutti, almeno per me sono evidenti. Cioè, quindi la priorità, la stella polare è mai più dividersi, perché la divisione fa vincere persone che amministrano male. Dopodiché è sicuramente un allungo, nel senso che mancano 16-17 mesi alle elezioni amministrative, vedranno i capi politici nazionali, perché Verona, ricordiamocelo, è la 12ª città d'Italia per abitanti, quindi è guardata e seguita a livello nazionale. I segretari nazionali del centrodestra dovranno garantire l'unità e il miglior candidato. Posso dire che anche noi di Fratelli d'Italia possiamo vantare un novero di candidati sicuramente che sarebbero all'altezza di ridare a Verona quella credibilità e qualità amministrativa che oggi con la giunta Tommasi è stata cancellata ed è inesistente. Per il centrodestra, insomma, serve un nuovo patto di Cisano in vista del 2027. Serve l'unità, come otterremo in regione. Fra poche ore, pochi giorni, uscirà il candidato del centrodestra. Un po' si è anche aspettato, perché Zaia fino a domani abbiamo consiglio regionale, quindi è ancora in sella, ed era giusto, insomma, anche che chi è in sella finisca senza che ci sia il sostituto già nell'anticamera, ecco. Ma l'unità è certa e garantita, e sono sicuro che anche in tutti i capoluoghi del Veneto l'errore di Verona, che ormai è eclatante, sarà ed è da esempio perché non si ripeta più. Per chiudere un'ultima battuta, abbiamo visto che il candidato regionale, insomma, del centrodestra, quantomeno quasi sicuramente non sarà veronese. Quanto dovremmo aspettare per vedere di nuovo un presidente della regione veronese, secondo lei? Questo un po' dispiace. Pensate, è la solita difficoltà a fare rete? Pensate, telespettatori, che il Veneto ha avuto un solo presidente del Consiglio regionale nella storia delle regioni, sono state istituite nel 70, che fu un veronese, Angelo Tomelleri. Quando furono istituite le regioni sembrava ovvio che fosse un veronese, perché Verona era il centro politico-economico, e forse lo è ancora, più importante della regione. Dopodiché Padova, Venezia, Treviso e un po' Rovigo hanno fatto asse e ci hanno sempre, superato. Io credo che questo, daspo veronese scaligero dovrà essere superato, perché Verona merita un presidente di regione. Oggi, comunque, uniti e compatti, andremo sul candidato che sceglieranno e che sarà ufficializzato, credetemi, fra pochi giorni. E con questo anche auspicio, perché insomma così parte anche la vera e propria campagna elettorale, ci lasciamo. Ringrazio il consigliere regionale Casali. E con questo si chiude questa puntata dello speciale elezioni regionali 2025. Vi ricordo di continuare a seguirci sui nostri canali social e ovviamente sui nostri siti Daily Verona e tutto il gruppo Verona Network. Buon proseguimento.